Con Massimo Mariotti al termine della partita che Trissino ha vinto per 4-2 contro un bel Grosseto che aveva chiuso sotto di 2 gol e nella ripresa aveva pareggiato e si è gettato all'attacco anche per cogliere un risultato improbabile come quello di un pareggio. Beh, sapevamo perfettamente di trovare una squadra che è costruita addirittura per cercare di vincere la Champions e di vincere tutto in Italia. Noi, come ho detto all'inizio dell'anno, siamo una squadra mediamente giovane, giocatori ancora non abituati, a parte Pablo Tonci e Stefano Paghi, a giocare partite di questo livello. E pur non avendo la pressione del risultato, come io avevo cercato di trasmettere alla squadra, però inconsciamente, specialmente il primo tempo, i ragazzi un pochino più giovani, anche per merito ovviamente del Trissino, è una squadra che dà molta pressione, però abbiamo subito troppo la loro pressione, abbiamo sbagliato palle semplici, abbiamo commesso delle disattenzioni in fase difensiva che chiaramente una squadra di questo livello non puoi concedere. Poi alla fine del primo tempo nello spogliatoio abbiamo registrato certi aspetti anche comportamentali e di atteggiamento, perché io accetto di perdere, però voglio che la mia squadra sempre non subisca l'avversario, anche se è più forte, non deve subire la pressione degli avversari, in sostanza non si deve cacare addosso. Beh, lo possiamo dire che comunque stasera si è visto un Grosseto sempre propositivo, non ha mai speculato. Il secondo tempo abbiamo avuto tutto un altro atteggiamento, abbiamo è vero perso la partita, il quarto gol è venuto alla fine perché chiaramente cercavamo il pareggio e quindi l'abbiamo subito in contropiede. Avevamo sul 3-2 avuto la possibilità sulla punizione di prima e il 4-3, non l'abbiamo fatto, ma questo fa parte del gioco. Credo che comunque abbiamo fatto, non dico paura, ma comunque costretto il Trissino a giocare una partita importante. Altre squadre hanno perso di goleada, noi questo non l'abbiamo fatto. Questo deve essere una cosa che ci deve dare ulteriore stimolo e autostima per continuare il nostro percorso. Però ci deve anche insegnare quello che ho detto nel primo tempo, specialmente ai ragazzi più giovani, che nello sport se io soffro l'avversario, anche se è più forte, non vado da nessuna parte. Io fin da ragazzino sono stato abituato a non avere paura di niente e questo è quello che devo trasmettere ai miei giocatori. Probabilmente il primo tempo non sono stato bravo io. Una curiosità prima di chiudere, non so se è il gol più rapido che abbiamo visto qua alla pista Mario Parri, però magari forse è uno schema. In avvio di ripresa praticamente tocco per il Tonci che mette la palla in mezzo e il gol di Saavedra, l'avete preso in contropiede? Sono cose che comunque sono preparate, studiate, consigliate anche in allenamento e stasera siamo riusciti a metterlo in pratica, ma noi quando usciamo sulle punizioni, su queste cose qui siamo abbastanza organizzati. Stasera è venuto il gol, siamo contenti, chiaramente il gol ci ha permesso di rientrare in partita e forse dovevamo cercare con un pochino più di pressione offensiva arrivare al 10° fallo, eravamo a 8 falli a 5-6 minuti alla fine, però voglio dire va bene così, nel senso che bisogna accettare il risultato sul campo. Complimenti al Trissino e credo comunque complimenti anche al Grosseto e ai miei ragazzi, perché hanno dato comunque tutti il 110% e di questo gli va riconosciuto e dato merito. Probabilmente Massimo Mariotti del Grosseto, ci vediamo sabato prossimo. Certo, speriamo, sarà un'altra partita difficilissima perché il Lodi è una squadra che alcuni giocano con lo stesso allenatore da anni, hanno una bella impronta, una bella organizzazione, però credo che il Lodi non sia il Trissino e quindi cercheremo di giocare le nostre partite, le nostre armi qui in casa nostra. Grazie, a sabato. Prego, grazie a voi.